Benvenuti al Borgo della Birra e io sono molto contento e felice di avervi qua e di vedere tanta gente, veramente molto bello. Un mese fa tutto questo sembrava impossibile e oggi noi stiamo vedendo, spero, la luce in fondo al tunnel. Noi la stiamo vedendo, io la sto vedendo e soprattutto chi vive in questa terra del Piave la vede prima di tutti e quindi noi siamo contenti di iniziare questa nuova avventura. La corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo. È tutto qua. Il Giro d'Italia è una cosa straordinaria. L'anno scorso è stata, il battesimo, è stato il mio sogno che si era realizzato e io lo avevo visto quando andavo ad applaudire Massimo Ghirotto e non pensavo che ci fosse, che avesse questa forza. Il Giro d'Italia è una cosa straordinaria perché è un abbraccio, un viaggio, la chiamano carovana appunto del Giro d'Italia, che porta in giro atleti e quindi lo sport, ma anche visita tradizioni, paesi, luoghi ed in ogni paese c'è la gente che applaude i corridori, è veramente una cosa straordinaria. E qui, perché questo è bello? Perché San Gabriel fa parte di una di quelle eccellenze di cui è pieno il nostro paese. Dalla Valpusteria, ve lo ricordo, ma fino a Pantelleria, l'Italia è uno scrigno di eccellenze e soprattutto delle piccole eccellenze, di casari, di artigiani, di contadini, di prodotti che non si trovano in nessuna parte del mondo. Ecco perché forse San Gabriel è entrato nel Giro d'Italia accostato a delle montagne come Toyota, come Eolo, come Enel. Chiaramente noi siamo abbiamo un'altra storia, però il nostro impegno, e qui viene fuori lo spirito del ciclista, per arrivare a certi traguardi ci vuole impegno, costanza e tanta passione. E noi ci siamo arrivati, un anno fa avevo detto che era un sogno, allora adesso lasciatemi sognare ancora un po' e continuare questo bellissimo sogno. E buon giro a tutti.